Allora, siamo messi come nelle foto segnaletiche della polizia, così di faccia e così di profilo, quale preferite? Facciamo, o ci giriamo continuamente. Io faccio il moderatore e mi do la parola perché avevo un intervento da fare. Il punto che mi sembra interessante per cominciare è chi vince e chi perde, ma rispetto a che cosa? Soldi, tecnologia, senso del giornalismo? Secondo me questo è il modo, diciamo, per rendere un pochino più aperto il modo di rispondere a questa storia, perché se è soldi e abbiamo la stampa e Google, chi è che vince? Quindi non abbiamo molto da discutere. Se invece riusciamo a mettere insieme altri punti di vista, potrebbe essere più aperta la partita. Per esempio, chi vince con la tecnologia? Vabbè, ma se invece pensiamo, no, è bello perché invece ce n'è un'altra che sarebbe il bene comune, sarebbe il fatto che una società sappia come stanno le cose. Allora chi vince e chi perde è un'altra storia, e perlomeno se io invece di moderare dovessi fare un intervento, direi che su internet o è win-win o è lose-lose. Dal punto di vista del bene comune, della conoscenza, sapere come stanno le cose, o vincono tutti o perdono tutti. È come se fosse un ecosistema nel quale anche chi è enormemente più ricco e più tecnologico, ma vive in un posto infelice e dal quale scappano tutti, prima o poi perde anche lui. Questo tipo di situazione è quindi quella nella quale dobbiamo domandarci come facciamo a mettere in ordine, in equilibrio, i tre punti di vista. Fino adesso, dal punto di vista tecnologico, gli editori tradizionali hanno perso perché non hanno giocato, non perché debbano perdere per forza. Dal punto di vista dei soldi hanno perso perché sono stati spiazzati da una condizione di business che è cambiata radicalmente. Nel vecchio mondo la tecnologia era nelle mani degli editori, gli editori con la tecnologia controllavano la risorsa scarsa, che è lo spazio sul quale pubblicare. Chiunque voleva pubblicare, che fosse un articolo o pubblicità, doveva competere per uno spazio scarso definito dagli editori, e quindi il prezzo era alto, come se uno deve comprare la terra per fare una casa a Cortina, c'è quella terra lì e c'è molta domanda, alla fine la terra aumenta. Lo spazio su internet invece è molto grande, diciamo che non è infinito solo perché cresce continuamente ed è limitato dal numero di server che ci sono in giro, ma fondamentalmente è molto grande. Lo spazio su internet non costa molto, costano altre cose, costa il tempo del pubblico, costa l'attenzione del pubblico, costa l'idea che il pubblico ha della rilevanza delle cose che vengono pubblicate. Quindi la scarsità non è più dalla parte degli editori ma dalla parte del pubblico, ed essendo stati spiazzati da questa tecnologia, gli editori si sono trovati fuori tempo nell'innovazione sul piano del business e fondamentalmente in difficoltà a ridefinirlo, anche perché la vecchia tecnologia gestiva facilmente il copyright, la nuova lo gestisce in maniera molto più complicata, e un editore è semplicemente uno stampatore che controlla il copyright. Da questo punto di vista quindi lo spiazzamento non è definitivo, ma per questi 15 anni è stato molto significativo. Giusto un dato: non è che la carta sia sparita, destinata a sparire, ma abbiamo capito che il giornale non è la sua carta. Il giornale è l'insieme della redazione, della comunità dei suoi lettori,
le competenze, la capacità di avere rilevanza e di creare un senso intorno a questo brand, a questa testata. Ma il contesto è drammaticamente cambiato. Secondo Martin Hilbert, e con questo concludo prima di passare a domande, di passare il microfono al moderatore che fa le domande, Martin Hilbert all'Università di California, quando era a Annenberg, lui calcola, cioè gli americani riescono a fare delle cose meravigliose, ha calcolato quanta conoscenza registrata c'è in digitale nel mondo, e nel 2000, secondo lui, il 25% della conoscenza registrata era in digitale, quindi il resto era su carta, plastica e quant'altro. Nel 2013 la parte digitale era 98%, 98%, quindi noi abbiamo visto nel corso degli anni 2000 da un lato la crescita straordinaria degli utenti su internet, dall'altra parte la trasformazione della registrazione della conoscenza da analogico, fondamentalmente 75% analogico, a 98% digitale. In questo contesto, chi ha pensato che internet fosse come il borsello che passava di moda si è sbagliato ed è rimasto indietro rispetto alla contemporaneità, e chi ha lavorato per rendere comprensibile e utilizzabile questa massa di informazione che diventava digitale, almeno dal punto di vista della registrazione, ha fatto un sacco di soldi ed è uno stampatore di moneta che Draghi si mette a cifrare. Allora, win-win, chi vince e chi perde dal punto di vista dei soldi? Simona e Massimo. Poi chi vince e chi perde dal punto di vista della tecnologia, e poi chi vince e chi perde, o come si può fare win-win per il bene comune. Questo sarebbe un po' lo schema di questa discussione. Simona. Vai. Allora, visto che dovrei dire che sono completamente d'accordo sul 90% delle cose che ha detto, 98 così facciamo 98 così facciamo come la quantità di contenuto digitale e poi diventerebbe noioso, parto da quel 2% che vorrei mettere in discussione, cioè chi vince sui soldi. Lungi da me dire che Google non è un'azienda di successo, però forse Google non vince i soldi di Google, non li vince sull'informazione, li vince su una serie di attività di cui il contenuto dell'informazione è una piccola parte, probabilmente neanche necessariamente quella sulla quale ci sono i soldi. Allora proverei a rifrasare o a riformulare questa domanda ponendoci il tema se il contributo che ad oggi Google, e magari anche allargando oltre a Google i diversi attori dei servizi internet, portano all'informazione in termini di modello di business, perché l'informazione vinca dal punto di vista dei soldi, se è adeguato, sufficiente, pertinente, rilevante. Questo forse è un terreno di conversazione sulla quale possiamo dire abbiamo opinioni magari non necessariamente coincidenti, però sul quale mi sento di poter fare una conversazione, perché nella misura in cui Google vive di pubblicità e questa pubblicità è legata alle scarpe, ecco, non necessariamente è equivalente al modo in cui sulle scarpe poteva vivere il mondo dell'informazione. Detto questo, sul resto tendenzialmente sono d'accordo, in particolare sul fatto che o è win-win o è uso-uso, perché tante delle attività che Google sta portando avanti, soprattutto molto di recente, incentrate sul mondo dell'informazione, sono incentrate sul mondo dell'informazione, perché siamo assolutamente consapevoli del fatto che trovare
un modo perché il mondo dell'informazione, il sistema che garantisce alle persone e alla società di essere informato sui fatti, è fondamentale per l'intero ecosistema, perché facciamo parte della società. Però questo è il terzo punto. Nel primo punto ci stiamo domandando come si fanno i soldi, chi li fa e come si può, diciamo, cambiare la situazione. Quindi Google sta facendo i soldi con la pubblicità, mettendo a disposizione del pubblico degli strumenti che consentono di gestire, trovare l'informazione, produrla, scambiarla in modo adatto all'epoca e a un contesto nel quale il 98% è diventato digitale e bisogna gestirlo, trovarlo, eccetera. La pubblicità che va su Google è o non è quella che prima andava agli editori tradizionali? Non necessariamente, non completamente, perché ci sono una quantità di attori che fanno pubblicità su Google che non facevano pubblicità prima, per esempio, e che quindi non facevano pubblicità sui mezzi tradizionali. Non è un trasferimento da un mondo all'altro che vede la migrazione degli stessi attori, è proprio un ecosistema diverso nel quale entrano una quantità di attori diversi. Non solo tutti gli attori che in gergo si chiamano i pure player, cioè tutti quelli che sono nati con internet e che quindi non facevano pubblicità sui media tradizionali perché non c'erano, prima che ci fosse internet, e perché il loro modello è quello di di utilizzare internet come uno strumento di vendita, quindi è un canale di vendita, non è un canale pubblicitario per fare branding, conoscenza, eccetera. Sono due cose molto diverse, poco comparabili, ma anche perché buona parte degli attori, delle aziende che decidono di fare pubblicità attraverso Google, soprattutto quelle piccole, lo fanno con l'obiettivo di raggiungere dei mercati diversi da quello in cui operano. Le tecnologie digitali in generale e in particolare sono un ottimo strumento per fare export. Possiamo quindi dire che abbiamo travasato la pubblicità che si faceva su un sistema di media tradizionale italiano nel momento in cui chi fa pubblicità su Google magari lo fa su Google.de oppure sul dominio brasiliano, eccetera, perché ha un obiettivo di fare vendita in quei paesi? Forse sì, forse no. Quindi il tema, credo di nuovo veramente non sia tanto chiedersi come fa soldi Google rispetto a come venivano fatti i soldi con la pubblicità nel sistema dei media tradizionali, ma se e come gli strumenti che Google mette a disposizione o ulteriori strumenti che Google potrebbe mettere a disposizione possono rappresentare un fattore di vantaggio, di sviluppo, perché i media possano trovare nel digitale un modello di business sostenibile. Grazie, no, infatti, quindi buon argomento, questo è un mondo paradigmaticamente diverso. La pubblicità non si è spostata da un editore a un Google, ma in realtà si è decontestualizzata e ricontestualizzata. Quello che succede adesso è che non si sa quanto Google raccolga in Italia, diciamo 1 miliardo? 1,3. Diciamo 1,3, nessuno lo sa. Però più o meno è 1,3. Questi sono soldi che non sono, voi sapete che il totale più o meno, Massimo correggimi, sarà 8 miliardi la pubblicità in Italia. Secondo me anche un po' meno. Anche un po' meno, sui 7 e 8 insomma. Qua dove l'80% è gestito dai centri media, 4 centri media più o meno, i quali allocano le risorse sulle testate, sugli editori, ma anche medium per medium, con dei diritti di negoziazione che sono diversi per la pubblicità su televisione, su carta e su internet, essendo quelli su internet molto più alti, quindi come dire guadagna, è più difficile per una concessionaria internet comprare la benevolenza dei centri media.
ma quella di Google non è una pubblicità come l'altra, perché ci dice Simona è una pubblicità di servizio orientata molto a ottenere dei risultati commerciali abbastanza visibili, misurabili, con delle campagne che possono essere alla portata anche di piccole imprese che prima non facevano pubblicità per le barriere all'entrata del vecchio sistema. Quindi effettivamente, più che essere pubblicità che è andata via dagli editori ed è andata su internet, è una pubblicità ricontestualizzata, è rinata nell'epoca di internet. Questa è la risposta di Simona, che mi sembra particolarmente azzeccata e ulteriormente colpevolizzante per gli editori tradizionali che non si sono ricontestualizzati. Massimo, tu la vedi così o no? Ma allora tentiamo di seguire l'indice che tu hai dato. Quindi stiamo parlando di soldi. Tecnologia, soldi. No, soldi, tecnologia. Soldi, tecnologia. Tocca partire dai soldi. Ok, tocca partire dai soldi. Sì, poi a loro è quello che gli interessa. Sì, ma i soldi di solito arrivano alla fine. Va bene, comunque partiamo dai soldi, perché in realtà quello che siamo abituati noi a pensare è che quel che c'è sia destinato a durare, e invece mai come negli ultimi anni ciò che si sta assistendo è che quel che c'è è in continuo mutamento. Non è per nulla detto, se ci pensate, il web tutto sommato è poco più che adolescente, insomma, stiamo parlando del web come lo conosciamo, di qualcosa che ha da poco raggiunto la maggiore età, e non è per nulla detto che il panorama come noi lo stiamo vedendo in questo momento sia un panorama destinato a durare per sempre. Anzi, se io dovessi dire in questo momento vedo un scenario abbastanza interessante, abbastanza fluido, perché da una parte quel che sta accadendo è un passaggio molto forte dal concetto di ricerca al concetto di feed sociale. E quindi, se nei primi anni di internet era naturale, internet era soprattutto uno strumento pull, no? Che ti portava a ricercare le cose attraverso i motori di ricerca, a trovarle e poi a fare la tua navigazione. Oggi è soprattutto uno strumento push, cioè quel che noi navighiamo, conosciamo di internet non ci viene soltanto attraverso le nostre ricerche, ma ci viene soprattutto attraverso i feed sociali, cioè attraverso l'attività delle reti sociali come Facebook, come Twitter, come Instagram, eccetera, eccetera, attraverso le quali le persone che conosciamo postano i loro contenuti, postano contenuti di altri, e attraverso questi link noi in qualche modo ci informiamo, ci facciamo un'idea del mondo, sempre e sempre di più. Se voi vedete le percentuali, sono usciti i dati del più internet qualche settimana fa, e si vede un aumento continuo del numero di persone che si informano attraverso i social network. Questo è importante dal punto di vista dei soldi, ma non è l'unico movimento tettonico al quale stiamo assistendo in questo momento. Ce n'è un altro, ed è un fortissimo cambiamento nelle modalità di utilizzo della rete dato dai dispositivi che usiamo per accedere. I primi 15 anni sono stati 15 anni nei quali noi abbiamo collegato alla rete circa 1,5 miliardi di computer, ed erano computer desktop come quello lì. Solo l'anno scorso sono stati venduti circa 1,5 miliardi di smartphone. Quindi in un solo anno, l'anno scorso, abbiamo connesso a internet 1,5 miliardi di dispositivi, tanti quanti avevamo impiegato 15 anni, i primi 15 anni del web, per collegare alla rete. Perché questo è rilevante dal punto di vista dei soldi? Perché ancora una volta cambia i giochi, perché se il paradigma dei primi 15 anni di internet è stato in qualche modo l'open web,
Oggi moltissime delle cose che noi facciamo in rete le facciamo attraverso le app. Se ci pensate, una gran parte del tempo che noi passiamo con i nostri smartphone e con i nostri tablet la passiamo all'interno di applicazioni, e quindi le applicazioni di Facebook, le applicazioni della mail, le applicazioni di WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte queste, oltre a competere per la nostra attenzione, che è la risorsa più scarsa del XXI secolo, in realtà sono degli strumenti anche attraverso i quali viene veicolata l'informazione. Quindi, se io dovessi dire oggi, fatti salvi gli straordinari risultati della trimestrale di ieri sera di Google, che sono veramente impressionanti, e fatto salvo, ho pensato a un momento di fallibilità quando stamattina ho letto che una macchina senza autista Google è stata coinvolta in un incidente. In realtà poi sono andato a vedere ed è stata tamponata da un autista stupido, perché la macchina si era regolarmente fermata perché c'era un ingorgo all'incrocio e quello che stava dietro. Quindi non è che Google ci rende stupidi, Google rivela gli stupidi. La stupidità dell'arte, è probabilmente così. Dicevo, sebbene questi due elementi in qualche modo testimoniano una sorta di fallibilità, io dico che sono bravi e simpatici, poi forse sono anche di per le mani, ma sono sicuramente bravi, bravissimi e simpatici. Non mi pare che in questo momento Google sia così saldo come avrebbe potuto sembrare solo qualche anno fa, perché sulla scena fanno irruzione degli altri attori, fanno irruzione i fabbricanti dei dispositivi come Apple, che sempre di più occupa un peso rilevante nella catena del valore. Fanno irruzione altre piattaforme come i social, tanto che negli ultimi mesi si assiste a un atteggiamento di Google molto diverso nei confronti degli editori tradizionali, un po' forse anche determinato dalla diciamo, difficoltà che in questo momento Google sta avendo in Europa con i regolatori e con un atteggiamento non molto amichevole nei suoi confronti, ma certamente anche determinato dal fatto che secondo me in questo momento in Google ragionano seriamente sul fatto che se una vasta parte delle persone conosce il mondo non più attraverso i motori di ricerca e non naviga più nel web aperto, ma comincia a conoscere il mondo solo attraverso i social e all'interno di app, anche Google, come è successo agli editori tradizionali, potrebbe essere disintermediato, perché viviamo in un'epoca in cui la disintermediazione è continua. Dopodiché loro sono molto bravi, fanno i sistemi operativi per queste leggi qui, fanno un sacco di altre cose, quindi sono sicuramente in grado di cavarsela da soli. Quello che voglio dire è che il momento, noi abbiamo la tendenza, soprattutto noi che raccontiamo la cronaca, a volte anche gli storici, pensate a Fukuyama, a pensare che la storia finisca, no? Perché a un certo punto, quando sono accadute una serie di cose, quello è. In realtà questa è una storia in movimento continuo e rapidissimo, e il cui esito non è scritto ora, e probabilmente non sarà scritto per un bel po' di tempo, perché appunto ci sono fenomeni che salgono e si affermano con una rapidità tale che non c'è dato immaginare che cosa potrebbe accadere domani o dopodomani. Questo fa sì che per quanto riguarda i soldi e in qualche modo per quanto riguarda la tecnologia, la scena sia così mutevole che, se da una parte è evidente che la catena del valore, cioè la catena dei soggetti che compongono il valore dei contenuti e che danno valore all'informazione, si scompone e si ricompone di continuo, dall'altra è altrettanto evidente che questo nuovo assetto non durerà per sempre. Allora, detto tutto il male possibile degli editori, come si fa di solito, io penso che in realtà
il problema vero stia a casa nostra, stia a casa dei giornalisti, nel senso che, e qui forse si può immaginare un passaggio al terzo punto che indicava Luca nella nostra scaletta, no? Quello del bene comune. Puoi arrivarci subito o vogliamo chiudere la prima parte? Come vuoi tu? No, perché ci sono ancora un paio di cose da dire, appunto perché ne hai dette, non ne abbiamo dette moltissime sugli editori e sul sistema, diciamo, l'accrocchio tecnologia soldi che tu suggerisci di tenere insieme, probabilmente hai ragione. Da un lato io osservo che la rete ha creato molti nuovi possibili modelli di business, ma fondamentalmente ha polarizzato tra quelli che fanno pochissimi soldi con tantissima gente e quelli che fanno molti soldi con poca gente, quelli che fanno un enorme volume a basso valore aggiunto e quelli che fanno un buon valore aggiunto a basso volume. E sono due mondi totalmente diversi. Il mondo basso valore aggiunto e alto volume, diciamo che è Facebook, che fa $1,50 di profitto per utente all'anno, Però 1,5 miliardi di utenti. per cui alla fine, siccome ha 1,5 miliardi fa un sacco di soldi, ma il valore che l'umanità attribuisce, che ogni singola persona che usa Facebook genera per Facebook è $1,50 all'anno, cioè manco la metropolitana per andare all'Expo ti costa di più, 2,55. no? Quindi fondamentalmente quello è il mondo della scalabilità, del basso valore aggiunto, dell'enorme quantità di persone servite. Alto valore aggiunto e basso volume dovrebbe essere il mondo, per esempio, degli editori, dove le persone riconoscono che l'editore ha costruito un mondo di senso che rende possibile interpretare la realtà e quindi gli riconosce un grande valore aggiunto, anche se naturalmente non ha la scalabilità o la diffusione che può avere Facebook. So che Massimo ha l'incarico di fare della Stampa un giornale che vende a 1,5 miliardi di persone, ma è lunga, è giovane, ce la potrà fare, insomma non è questo l'obiettivo, no? L'obiettivo è fare in modo che se uno fa pubblicità sul sito della Stampa continui a pagare 3 euro per ogni sezione, invece che il mezzo virgola di centesimo che succede su Facebook. Poi Google, sapete, è complicato perché è variabile il costo a seconda della parola che si connette e altre questioni. Infatti Google fa un po' più di valore aggiunto per utente, c'ha un ARPU più grande, insomma, no? Però fondamentalmente, se è vero questo, come passaggio all'ultima questione, mi sembrava di voler legare il bene comune e l'unica strada possibile per fare soldi e sostenibilità dei giornali. Vai tu. Vado io? Sì, perché ti ho interrotto, ma per fare questo passaggio. Allora, a me riprovo solitamente di essere ottimista, ma in realtà il mio non è ottimismo, l'ho detto diverse volte, è spirito vitale, cioè è l'idea che per quanto complicata possa essere una situazione, l'unico momento in cui noi abbiamo, che ci è stato dato dalle cose per giocarcela è questo, e quindi qui e oggi possiamo fare la nostra differenza, non domani, non in un'altra partita, siamo scesi in campo in queste circostanze. Detto questo, io molto sinceramente non ho una gran fiducia nell'affermazione del bene comune, nel senso che se c'è una strada, e io sono convinto che ci sia, ma non è un esito scontato, per continuare ad avere un'informazione di qualità, quella strada dipende largamente da noi. È inutile
dipenderà dall'affermazione di una necessità dell'esistenza di un bene. Detto questo, cosa possiamo fare? Perché in realtà di cose ne possiamo fare molte. Prima di tutto smettere di pensare, come è stato per alcuni anni, ma non è stato sempre così, che quel che facciamo sia indipendente dall'attenzione che ci danno i nostri lettori. Cioè, il vero problema che è capitato in questi anni è stato il fatto che prima gli oggetti che noi producevamo, tipicamente i giornali, erano degli oggetti chiusi, no? Che tu compravi tutt'uno. All'interno di un giornale poi noi ci illudevamo che ci fossero centinaia di migliaia di persone che volevano leggere i fondi, centinaia di migliaia di persone. In realtà quell'oggetto lì, che era un oggetto scarso, che era l'unico modo che avevano gli investitori per veicolare la loro pubblicità, che era l'unico modo che le persone avevano per sapere qualcosa del mondo e soprattutto spendere una valuta sociale, cioè quando ci si trova alla macchinetta del caffè avere qualcosa da raccontarsi la mattina, no? È una cosa sempre piacevole, o anche avere un vantaggio nella carriera, negli affari. In realtà era composto di diversi oggetti, c'erano dentro gli annunci economici, quindi magari un giorno lo compravi perché speravi di trovare casa o speravi di trovare lavoro. C'erano le necrologie e quindi volevi sapere in città chi c'era ancora e chi invece non c'era più. C'erano tutta una serie di notizie che stavano insieme in questo tutt'uno che per sorte o per caso in quel momento era l'unico modo di veicolare attenzione e quindi di monetizzare poi questa attenzione. Questa roba è finita per sempre. Cioè, anche se tutti noi che stiamo in questa sala non toccassimo mai un computer per fare il nostro giornalismo, non possiamo prescindere dal fatto, anche se facessimo un giornale, ma nemmeno di carta, ma ancora inciso sulle tavolette con i caratteri cuneiformi, non potremo prescindere dal fatto che lo facciamo in una società in cui questo scardinamento è avvenuto. Le persone già sono informate, anzi hanno una sensazione di sovraccarico informativo. Se voi vedete le cose che dicono le persone che non comprano più il giornale, è che sono intimidite da giornali di 70 pagine, che spesso alla sera arrivano intonsi, perché non c'è modo, cioè è una cosa che ti schiaccia, non c'è modo di essere all'altezza di quell'oggetto lì, che ti vomita addosso qualche centinaia di migliaia di caratteri ogni giorno, soprattutto in una realtà in cui tu hai già una serie di altri stimoli, sei iperstimolato. Allora, il punto vero cui noi siamo mancati è stato immaginare come quel che facciamo, proprio il prodotto che facciamo, potesse essere rilevante in questo nuovo mondo. Quante volte ci siamo domandati se la cosa che stiamo scrivendo, se il servizio che stiamo facendo, se il video che stiamo passando ha una necessità di esistere o meno? È evidente che io non sto negando che il modello di business è stato scardinato, che probabilmente in futuro non vedremo più giornali e strutture redazionali così pesanti, così diciamo abbondanti come si sono viste negli ultimi 20-30 anni, perché poi prima non lo erano, no? Se pensiamo ai giornali degli anni 70, negli anni 60 erano pochi fogli, non erano così bulimici come sono diventati poi. Sicuramente non lo saranno mai più, altrettanto sicuramente dobbiamo imparare noi a fare solo le cose che pensiamo possano essere rilevanti per il nostro pubblico. Rispetto a tutto questo, io vedo in questo momento due scenari possibili. Un primo scenario, che non sarà di tutte le testate, sarà di alcune testate che forse sicuramente trasformate, sicuramente
meno ipertrofiche di quanto non siano oggi, riusciranno con il loro marchio ad avere una comunità forte di persone che le seguirà perché si riconosce, si sente rappresentata in quel che fanno, in quel che dicono, perché sapranno cogliere le esigenze e i bisogni, siano esse esigenze e bisogni di servizio, siano esse esigenze e bisogni locali, siano esse esigenze e bisogni che in una particolare nicchia riguardano solo la politica estera, siano esse le esigenze e bisogni di una comunità, perché non dobbiamo scordarci che in questo mondo ci offre anche delle opportunità straordinarie. Ad esempio, uno dei siti che in questo momento sta crescendo moltissimo è un sito che si occupa di informazione dell'industria aerea, che è una cosa che fino a qualche anno fa non avrebbe giustificato in alcun modo l'esistenza di una testata a questo dedicata, ma che oggi attraverso il web e attraverso la possibilità di raggiungere una quantità di persone molto piccola in ogni paese, ma che tutte messe insieme costituiscono una nicchia significativa, riesce a fare la sua differenza. Allora, il mondo sarà da una parte di chi riesce a trovare un'attenzione a una comunità specifica, ritagliando una propria forza in questo mondo. Dall'altra sarà di chi in qualche modo farà l'intelli inside delle grandi piattaforme. Cosa significa? È evidente che le grandi piattaforme per alimentarsiano un bisogno continuo di contenuti. È altrettanto evidente che questi contenuti non sempre sono all'altezza, no? Per quanto a me diventano pure, però insomma non si vede nessuno di sarà necessario che all'interno di queste piattaforme, e secondo me è uno dei motivi per i quali Google in questo momento ha cambiato atteggiamento verso l'editore tradizionale, che Google stesso si rende conto della necessità di contenuti di qualità, che una parte di questi contenuti abbia qualità, perché la qualità comunque troverà un suo spazio se declinata nel modo in cui abbiamo detto prima. Non è un caso se un terzo delle ricerche che vengono fatte su YouTube è correlato alle notizie, quindi le notizie interessano le persone, È evidente che c'è una sovrabbondanza di notizie generiche. Quante sono le notizie oggi che fanno differenza? Allora, da una parte testate che sapranno fare il lavoro che abbiamo detto prima, dall'altra testate che in qualche modo sapranno diventare l'Intel Inside. Cioè, che cos'è l'Intel Inside? Da un certo punto in poi Intel non costruiva i computer, ha cominciato a costruire i chip, cioè gli oggetti che stanno dentro i nostri computer, e ha creato un marchio attorno a questo, tale che è diventato per le persone che acquistano un computer un sinonimo di qualità vedere quell'oggettino, quel loghino che dice: attenzione, questo computer, che potrebbe essere uguale a tutti gli altri, tutto sommato cosa c'è nel motore se ne frega relativamente, però è Intel Inside. Ecco, io vedo un futuro in cui da una parte alcune testate mantengono una propria capacità di attrazione autonoma, dall'altra alcune che avranno, riusciranno a prosperare, saranno l'Intel Inside di grandi piattaforme, cioè vedranno il loro notiziario, quel che fanno, distribuito non più attraverso un sito che esiste, un proprio sito, ma distribuito all'interno di grandi piattaforme, in maniera atomizzata. Il contenuto, il singolo contenuto con il marchio della testata vivrà all'interno di queste grandi piattaforme. Questi sono i due esiti positivi possibili, e sono quelli sui quali mi sentirei di scommettere, e direi, se oggi dobbiamo provare a cercare una strada, è in queste due direzioni. Che queste due direzioni, che secondo me esistono, portino necessariamente a un esito positivo per tutti, cioè che il bene alla fine vinca, non lo darei per scontato. Allora, il bene comune è il bene per ciascuno, e questo è un altro tema che apriremo in futuro, però fondamentalmente, posto che non ti faccio domande su etici di
commentari e le tue opinioni di allora su Google, ma vorrei spostare su Facebook, perché nel sottotesto dell'Intel Inside vedo la possibilità di portare la stampa su Facebook come il New York Times fa su Facebook a sua volta. Io ho un retropensiero su quello, ma tu come la vedi questa cosa? Perché poi dobbiamo tornare, Simona che ha parlato tutto il giorno mi ha chiesto fammi parlare di me, però no, adesso dobbiamo tornare perché il concetto di prima che lui risponda volevo dire che per prendere quello che ha detto Massimo e metterlo nella scaletta di Luca, non so se Massimo è d'accordo, io ci metterei il contenuto, cioè i soldi, la tecnologia, di cosa stiamo parlando, il contenuto di qualità, il prodotto, se vogliamo, in un gergo qualsiasi. Poi ci metterei che nella storia della tecnologia, e qui vi do ragione a quello che diceva Massimo sulle vulnerabilità eventuali, chi è diventato il tuo vero concorrente, che ti ha superato, difficilmente è qualcuno che faceva un pochino meglio quello che stavi facendo tu, è qualcuno che ha scardinato il meccanismo di dare la risposta migliore all'esigenza che aveva il tuo cliente, interlocutore, lettore, quello che vuoi. Quindi se lo vediamo della chiave di Google, l'app che mi fornisce direttamente una risposta rispetto a quello che potrei trovare nel motore di ricerca è senz'altro un concorrente. Potenzialmente chi potrà rappresentare il concorrente complessivo di Google non sarà qualcuno che fa le stesse cose di Google un po' meglio, ma leggiamo anche nella chiave del giornale cosa è successo, che cambiando il comportamento degli utenti, perché è cambiato il comportamento degli utenti con le tecnologie digitali? Perché se anche scomparisse Google e noi cominciassimo a fare giornali con il martello non cambierebbe più niente, perché il modo in cui viene fornita la notizia oggi è più utile rispetto, o è più efficace, o è percepito come più interessante rispetto a quello che c'era nel passato, no? Quindi questi fattori ci portano tutti a dire che la parte dei soldi che abbiamo messo in cima e che giustamente poi torna in fondo dipende da quello che tu metti all'interno di una serie di tecnologie. E quindi se parliamo di contenuto, quello che io leggevo anche nel tuo sottotesto non era solo ed esclusivamente l'idea di poter lavorare su un modello come quello proposto da Facebook, ma l'idea che il contenuto possa essere un modello distribuito. Sì, senz'altro così. Se mi chiedi se penso che i media tradizionali debbano distribuire i loro contenuti in maniera disarticolata all'interno delle grandi piattaforme, ti dico di sì. Assolutamente di sì, sono convinto che questo sia un passo necessario. Anche qui nulla è inevitabile, quindi è un passo che comunque può avere poi uno svolgimento, un compimento positivo o negativo per i singoli, per la comunità, ma di sicuro è un passo necessario. Cioè, io mi domanderei come mai, fatto 100 il tempo che le persone oggi passano sulle app di notizia siano frequentate per il 3% del tempo delle persone, e invece noi tutti, perché poi abbiamo un bel dolerci della stupidità del genere umano, ma noi stessi per primi poi dedichiamo più tempo a WhatsApp o a Facebook o a Instagram di quanto non ne passiamo sulle applicazioni tradizionali dei media. E dunque è talmente evidente la sproporzione nella capacità tecnologica, nella capacità, perché poi noi abbiamo ancora l'idea che il giornalismo non abbia nulla a che vedere con lo strumento di distribuzione. In realtà quel che sta avvenendo dimostra che in questo momento marketing, distribuzione e contenuto sono indissolubilmente legati tra di loro. Cioè il modo in cui io distribuisco il contenuto è una parte determinante della mia possibilità di successo
di coinvolgimento delle persone alle quali mi rivolgo. E chi riesce a tenere insieme queste cose in maniera efficace, molto più di quanto non possono fare gli editori tradizionali oggi, sono le grandi piattaforme. Allora noi abbiamo due scelte: o tentare di rifare Facebook, di rifare Instagram, di rifare Twitter. Assolutamente, questo come sappiamo è sbagliato tecnologicamente, cioè the winner take all in una categoria, bisogna inventare una nuova categoria. Quindi se i giornali hanno una possibilità di vincere tecnologicamente è inventare la tecnologia tecnologica dei giornali futuri. E questo è il passaggio sul quale vorrei andare, perché fondamentalmente il bene comune è un concetto che ci aiuta a vedere che sull'internet, che è un territorio comune, è un bene comune, non appartiene a nessuno finché è neutrale, e l'Europa ha stabilito che resterà neutrale, e sono molto felice per quanto ci riguarda. La storia potrebbe fregarsene di quel che sta detto l'Europa. Sì, però se l'Europa avesse detto che le teco possono fare quel cavolo che gli pare, sarebbe stato più io e Luca abbiamo facile. litigato per molti anni su questi. Comunque sulla net neutrality stiamo vincendo, cioè Internet Commons sta vincendo, e questo consente di innovare senza chiedere il permesso alla Telecom, a Google, alla stampa, e creare nuove categorie di gioco. Quando nel 2004 parte Facebook e parte YouTube, Google è già grande, ma sulle categorie video gratis da cercare online oppure social network, quelle due piccole imprese nate in quel modo daranno del filo da torcere a Google così tanto che in un caso diventano concorrenti significativi come Facebook, dall'altro Google è costretta a chiudere il suo servizio di video e a comprare YouTube perché quella partita l'aveva persa. Detto questo, di fronte a noi ci sono altre categorie che possono nascere, come ci diceva Simona, altre categorie che possono diventare molto significative. La mia domanda essenziale è: all'interno di un concetto dinamico come l'ecosistema dell'innovazione di Internet, non possiamo toglierci la possibilità che alcune cose che non vanno adesso possano essere intercettate da nuove concezioni, non necessariamente nuove imprese, nuove concezioni, nuovi progetti che interpretano la realtà meglio di come è adesso, creando una nuova categoria che faccia contemporaneamente un servizio migliore e tanti soldi. Questa è un'ipotesi del tutto aperta, plausibile, e sta a chi prova a trovarla il compito di vincere nel futuro. Una delle cose che rispetto all'equilibrio culturale noi stiamo rischiando di perdere è il senso della relazione tra l'interpretazione della realtà e la gerarchia delle notizie. Mi spiego meglio, visto che abbiamo avuto l'esperienza dell'esperimento di Facebook che ci ha reso edotti di una cosa straordinaria. Chi è che ha sentito parlare del famoso esperimento di Facebook? Io dico famoso in modo che almeno 3 mi alzino la mano. L'esperimento di Facebook dei 600.000 utenti che a loro insaputa, no, non lo so. Allora mi diverte, perché è divertente. Un paio d'anni fa ricercatori sociali di Facebook prendono 600.000 persone che hanno un account su Facebook e gli manovrano l'algoritmo. Voi sapete che per gerarchizzare i post che si vedono quando ti colleghi su Facebook usa un algoritmo. Quando apri Facebook, la prima cosa che ti viene in alto è sempre qualcosa che ha a che fare con qualcuno a cui tu hai fatto like in passato, qualcuno che hai dimostrato che ti interessa di più degli altri, e man mano che scende ci sono quelli ai quali hai fatto meno volte like oppure non gliel'hai fatto mai. Quando scendi giù di 30-40 post trovi anche gente sorprendente, non sapevi che c'era. All'inizio
in alto ci sono quelli che tu sai che ti piacciono, che secondo l'algoritmo di Facebook ti piacciono perché in passato ti sono piaciuti. Puoi cambiare questo settaggio, ma se non lo cambi, così è il default. Il che significa che c'è un algoritmo che prende i post degli amici che ricevi e li mette in un ordine che è il suo ordine, l'ordine che sceglie questo algoritmo. Allora, questi ricercatori hanno modificato l'algoritmo di 600.000 persone. A 300.000 gli hanno filtrato solo i post che contenevano, per una settimana, gli hanno filtrato solo i post che contenevano parole ottimistiche. Ma che bella giornata, ho vinto l'Enalotto, la mia fidanzata mi ha baciato, questo genere di cose. Agli altri 300.000 gli hanno filtrato solo post che dicevano cose negative. Che giornata di ho perso il treno, il Trenitalia in ritardo, eccetera. Alla fine di questo trattamento di una settimana, i ricercatori super smart di Facebook la domanda a cui volevano rispondere era questa: se uno riceve sempre post negativi, scriverà post negativi o positivi? E se uno riceve post solo positivi, scriverà post positivi e negativi? Allora, ci voleva sta scienza per saperlo. Faccio una domanda: se ricevete sempre post negativi di gente pessimista, incavolata e incavolata, voi scrivete probabilmente di più sotto il flusso del pessimismo oppure no? Sì, alzate la mano. Sono pessimista anch'io, sono influenzato anch'io. Esatto, avete ragione. Più uno riceve, è in un ambiente pessimista, più diventa pessimista pure lui. Più uno è in un ambiente ottimista, più diventa ottimista pure lui. Grande scoperta. Non ce ne fregava assolutamente niente, salvo di un punto. Abbiamo scoperto che quelli di Facebook possono modificarci l'algoritmo come gli pare, senza problemi, senza dircelo. Di fronte all'enorme, enorme si fa per dire, 200-300.000 persone che si sono arrabbiate per questa cosa qua, Facebook ha detto, i ricercatori hanno detto, non lo facciamo più senza la decisione dei vertici di Facebook. Quindi noi decidiamo comunque. Supponiamo di avere tutti i nostri giornali su Facebook e supponiamo che stiano arrivando le elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, supponiamo che Facebook tifi per i democratici e supponiamo che i democratici gli dia tutti i post positivi e ai repubblicani gli dia tutti i post negativi e quei repubblicani dicono qui abbiamo perso, lasciamo perdere, non vado neanche a votare. I democratici dicono stiamo vincendo, andiamo a votare, ce la faremo, vanno e vincono, o no? Compresi i del New York Times, che ovviamente essendo bilanciato mette dei pezzi un po' più critici di qua, un po' più critici di là, e quindi l'algoritmo potrebbe scegliere. È uno scenario da fantascienza, non è così, nessuno l'ha mai pensato. Zuckerberg non farebbe mai una cosa del genere, ma se volesse la potrebbe fare. A fronte di questo, è possibile mai che una nuova impresa che inventi una categoria diversa che riguarda l'equilibrio culturale dell'informazione per l'ecosistema dell'informazione in un paese o nel pianeta non possa inventare un sistema più intelligente di questo per filtrare le notizie? Questa è la domanda. Ma così non da dire. Se non che inventandolo si chiama proprio innovazione. È esattamente il tema dell'innovazione. C'è qualche motivo perché non possa succedere? Certo che no. Certo che no. Perché non lo dovrebbero fare gli editori e i giornalisti questa roba qua? Cambiamo. Cioè, è esattamente quello che dicevo io prima, cioè, no one is to blame, cioè a nessuno bisogna dare la colpa di quello che ci è accaduto, tra il fatto che viviamo in quest'epoca e dobbiamo essere contemporanei, non possiamo decidere, come dire,
raccogliere quello che resta del passato, chiuderci nella nostra propria lavoro e aspettare che in qualche modo arrivi la consumazione, oppure possiamo provare a vivere in questo mondo, a essere contemporanei, a stare nelle piattaforme, non solo su una. Certamente esiste in Facebook il problema che tu dici, però c'è un tema rilevante per il quale noi europei tendiamo a ridere e che invece non fa ridere per nulla, perché i ricercatori di Facebook l'hanno fatto quell'esperimento, perché c'è una differenza molto forte tra chi come noi europei pensa che sempre si debba avere un'attitudine abduttiva nei confronti della realtà, no? Cioè si debba interpretare la realtà e poi far sì che in qualche modo essa si conformi a quello che noi pensiamo, l'ineluttabilità di un certo esito delle cose. E quindi noi forse non avremmo nemmeno fatto quell'esperimento per vedere se le persone poi erano ottimiste o pessimiste. E invece c'è quella che anima tutte queste società. Se io dovessi trovare un filo comune nelle cose che fanno, poi fanno cose molto diverse tra di loro, però il filo comune è la cultura del dato. Nulla è conosciuto prima che tu non lo dimostri con un dato. Io ho assistito a moltissime riunioni in aziende, le più disparate, da Amazon, da Apple. Allora, non c'è riunione che non cominci, di solito le riunioni, soprattutto nei nostri giornali, cominciano con dei grandi pistolotti di interpretazione sull'universo, no? La realtà è così, questo è cos'ha, oggi inizia a fare questo. Allora, tutto questo in una qualsiasi di queste aziende vale zero. Hai i numeri per dimostrare quello che stai dicendo, non ce li hai, allora per favore siediti e stai zitto. Poi ci sono molti modi diversi in cui questo viene, per esempio in Amazon hanno vietato l'uso del PowerPoint. In Amazon non esiste il PowerPoint perché Bezos pensa che faccia imbecillire le persone e quindi scrivono solo gli unici documenti che sono ammessi, sono documenti scritti di testo non più lunghi di 6 pagine. Questo è un altro vincolo perché non puoi abusare dell'attenzione delle persone, e possibilmente densi di numeri, e le riunioni cominciano con mezz'ora di silenzio, come se ci fosse il momento di preghiera in un monastero, in cui tutti quanti, il documento viene distribuito e tutti quanti si legge il documento, dopodiché si comincia a discutere supponendo che il documento è aperto. Facebook fa così per tutto, cioè ogni giorno che Dio manda in terra Facebook testa tra le 20 e le 30 modifiche al suo algoritmo, cioè l'insieme di regole che determinano quello che noi vediamo quando apriamo l'applicazione. Su pochissime fette di persone, lo 0,5%, l'1%, il 2%. Sapete quante cose di tutto questo sopravvivono il giorno dopo, normalmente, di queste 20-30 modifiche? Nessuna. Nell'arco di un mese forse una, nell'arco di un anno, se va bene, una mezza dozzina. Ma sapete cosa significa avere la capacità di produrre innovazione così rapidamente? Significa che il prezzo del fallimento è molto basso. Se io ogni giorno testo 20 nuovi prodotti e li testo su una fetta del mio pubblico, e ogni giorno ho la risposta del mio pubblico e sono in grado di dire se quello che ho fatto ha funzionato oppure no, ecco che io posso fallire molto in fretta e sono in grado di capire molto rapidamente se quello che ho fatto ha un senso oppure no. Questa laicità nei confronti della realtà fa parte del bagaglio nostro, che dovremmo essere osservatori della realtà e raccontatori della realtà. Forse no. Luca, ti chiama? Siamo in linea, un attimo solo. C'è Roberto D'Agostino. Che parlano tutti Ecco, allora mi taccio subito. Non ti vedo, ti sento, ci sei Roberto? Ci sei? Sei sveglio? Pronto? Io non ti vedo, io sto in linea. Io non ti vedo, ma suppongo che tu sia. Il pubblico ti vede e ti applaude. Mi raccomando della voce, il flusso, sento poco. Senti poco, ma tanto devi parlare, non so come faremo a fare
Vai con Quale senti? Così senti? Così senti? Pronto? Mi senti? Senti? Allora, io direi che il collegamento è complicato, ti farei un riassuntino velocissimo e facile di quello che abbiamo detto, anche a uso del nostro pubblico. Poi tu ci racconti la tua esperienza o dici quello che ti pare e poi riprendiamo, perché mi sembra un po' complicato fare domande e risposta in queste condizioni. Allora, quello che ci siamo domandati qui è chi vince e chi perde nella informazione all'epoca di Internet. La risposta su chi vince e chi perde in termini di soldi, in cui è presente Google ed è presente la stampa, sembra essere facile: vince Google e non vince moltissimo la stampa. È molto facile vincere come vince Google, però, Poi è facile vincere pagando le tasse in Irlanda, È facile vincere evitando di pagare le tasse dove si hanno i richiami. Questa è un po' la grande polemica con Google. Sì, io sono d'accordo con te, però io sono del Sole 24 Ore, un giornale che mi piace tantissimo, ma siamo non profit da 5 anni e le tasse non le paghiamo perché non ce le abbiamo i soldi. Quindi loro le tasse non le pagano, ma hanno molti soldi. E quei molti soldi li fanno facendo... Se io non pago le tasse, finisco in galera, scusami. Hai ragione, però loro intanto li fanno i soldi, dopodiché non pagano le tasse, ma prima hanno fatto i soldi, giusto? Sì, ma nei guadagni giustamente sono bravissimi, sono geniali, hanno fatto un modello di ricerca. È giusto. Ma il problema fondamentale è questo, che noi in Italia abbiamo metà paese che non paga le tasse, no? Da Roma in giù. E quello il risultato qual è? Abbiamo un debito pubblico fuori di portata. Quindi il fatto che con internet i loro guadagni, ultimo guadagno 4 miliardi di dollari, eccetera, più 18%, ma grazie, è facile guadagnare così, non pagando le tasse. Anch'io, se non pago le tasse, non starei qui su Skype, ma sto su qualche isola a divertirmi con un bel negrone in mano. Allora, il discorso su internet invece è un po' molto più serio, perché internet non è che ha cambiato l'informazione, ha cambiato completamente la faccia all'umanità, al mondo intero. La crisi economica non è Banca Lehman, la crisi economica è quando è arrivato internet e ha fatto strame di qualsiasi impiego. Prima c'erano 1000 operai, oggi ce ne stanno 100, 3 segretari, ce ne sta una, eccetera, eccetera. Nel campo dell'arte, nel campo della musica, il giornalismo non poteva non risultare fuori con internet, essendo poi internet ha creato la rivoluzione informatica, ha creato il cosiddetto villaggio globale con il McLuhan, e finalmente l'abbiamo davvero. Il villaggio globale cosa ha portato? Che essendo tutti connessi, l'informazione ha cominciato a correre in una maniera completamente diversa. La vecchia messa cantata del telegiornale alle ore 20, cui eravamo abituati tutti noi vecchietti, è finita nel dimenticatoio. Oggi abbiamo un computer in tasca che si chiama smartphone. Ecco che allora internet ha creato, ma non solo un'evoluzione di carta, ma pensate a quello che ha creato in camera da letto con YouPorn, pensate a quello che ha creato nel mondo del cinema, ha cambiato la faccia di questo mondo. Ora, l'informazione ha fatto bene internet all'informazione, perché in qualche modo l'informazione era diventata autoreferenziale, raccontava solo, come al solito, quello che i vinti non potevano più raccontare, era solo i vincitori, che aveva il denaro, comprava i giornali e scriveva quello che voleva. Hanno fatto credere che appunto che Cristo era morto dal freddo, che esisteva Cappuccetto Rosso e la Befana. Allora con internet tanti bluff sono caduti, tanti trucchi da parte del potere, diciamo, che di propaganda, di ricerca di consenso, sono morti, perché oggi un sito, che non ci vogliono i miliardi come una volta per fare un giornale, oggi con un sito si crea una comunicazione che può essere veramente quella che si chiamava negli anni 60
controinformazione. Una volta negli anni 60, io avevo 20 anni, nel 68 c'era il ciclo stile. Il ciclo stile era quello che si dava agli operai davanti all'ingresso per dire: ecco cosa fanno i padroni di voi, del vostro corpo, della vostra vita. Ora il ciclo stile è diventato elettronico, abbiamo una portineria elettronica e tutto quello che una volta i cosiddetti padroni potevano raccontarci non esiste più, perché abbiamo mille voci che spuntano da tutte le parti, perché la rete è bucata dappertutto e non si può tappare la bocca alla rete, e queste 1000 voci oggi raccontano un'altra realtà. Noi abbiamo avuto tutta la nostra passato raccontato dai vincitori, ma la guerra del Vietnam, tutte le guerre, quella dell'Iraq, raccontate nell'epoca pre-internet. Oggi con internet è cambiato tutto, non possono più pensare di poter risolvere in maniera facile con 4 giornalisti prezzolati l'informazione. Voi pensate all'accordo Iran-Stati Uniti, no? Un accordo che manda all'aria tutto anni e anni di chiacchiere sul Medio Oriente, in tensione, Medio Oriente che poi una tensione, una strategia della tensione andava bene solo ai sauditi e a Israele, perché il petrolio era alto e Israele otteneva i suoi guadagni. Oggi Obama, in maniera molto intelligente, ha saltato tutto questo vecchio armamentario di certi giornali dell'epoca. Ha fatto la pace, ha fatto una pace commerciale con l'Iran, che è il secondo più grande produttore di petrolio al mondo. Non è un paesino, non è una cittadella, è un continente, l'Iran, che cambierà la faccia di tutto. Ora, tante cose sono cambiate nell'informazione. È chiaro che oggi ne contiamo sul terreno molti cadaveri, perché ovviamente abbiamo campato per tanto tempo su una rendita fantastica, tutti avevano bisogno di andare all'edicola, tutti avevano bisogno di vedere un telegiornale. Oggi a mio figlio a 20 anni dico vai all'edicola a comprare un giornale, non si dov'è l'edicola? Ma non esiste, perché ce l'ha dentro la tasca, c'ha uno smartphone, ha tutto lì, tutta la comunicazione. Non possiamo più ragionare in termini del passato. Dobbiamo comprendere che nulla è più come prima. Voi pensate unicamente a una cosa, perché da 20 anni nulla è cambiato in qualsiasi campo dell'arte. Tutto è risucchiato dalla ricerca tecnologica. Noi investiamo come 20 anni fa, abbiamo le macchine come 20 anni fa, andiamo al cinema come 20 anni fa, niente, non c'è nessuna novità. Che cosa abbiamo di novità? Ecco, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, cioè quelle cose pazzesche. Io vedo nei locali la gente che cammina con lo smartphone davanti agli occhi. La comunicazione vera è pazzesca, cioè il fatto che io faccio una foto, te la mando in tempo reale. Io ieri ho fatto un'intervista con Periscope e stava già in rete. Non devo avere bisogno del tecnico, la telecamera, i soldi, chiamare il capostruttura della RAI o di Sky, chiamare quello o quell'altro. Oggi se voglio fare televisione, se voglio comunicare con Periscope, che è una application, un'app di Twitter, parlo direttamente a chiunque. Anzi, con Periscope mi avvisa a tutti i miei, tutte le persone, che sto in onda. Ora è un cambiamento che è solo all'inizio. Questo è il dramma. La nostra fatica, tutta la nostra energia è risucchiata da questo. Ora, se noi a volte dobbiamo parlare della crisi di 4 quotidiani, ma chi se ne frega? Il cambiamento è enorme, è talmente eccitante quello che potrà accadere, che non possiamo stare a piangere perché un quotidiano è finito così al macero. Ma sono questi i problemi veramente. La verità è che noi oggi abbiamo una comunicazione talmente forte. Pensate che la gente prima cercava il gettone telefonico e riusciva a chiamare un amico, veniva a chiedere una ragazza, e oggi vai su Facebook, vedi foto, controfoto, tracchiappi, è tutto diverso, è molto più eccitante. È un'epoca dove internet, che è sexy, è molto smart, dico chi ha studiato,
ti permette di fare una vita diversa, ti permette di, approfittando, certo bisogna anche essere capaci di usarlo quel telefonino, di riuscire in qualche modo a creare un network, un tuo network, perché tutti noi alla fine con internet questo che piace di più non devi essere quello che sei, ma chi se ne frega, io cerco di comunicare agli altri ciò che vorrei essere. Questa è la grande cosa, perché quando uno fa un selfie è quello che se lo sceglie della posa, si sceglie quell'immagine, perché è questo che voglio far credere agli altri. È tutto veramente una grande ronda di immagini, come diceva Oscar Wilde, mettiti la maschera e fammi vedere chi sei, ma mettiti la maschera. Allora, se non ho capito male, Roberto ci ha detto, primo, ha alluso al fatto che non esiste la Befana, ed è una notizia. Secondo, ci ha detto che internet ha cambiato tutto, abbassando le barriere all'entrata nel mondo dell'informazione, creando uno spazio maggiore per la controinformazione e cambiando i comportamenti sociali. Ora, la domanda è, alla fine dei conti, posto che il cambiamento è tuttora in corso e non è per niente concluso, e fino adesso avevamo per l'appunto cercato di analizzare il cambiamento che abbiamo di fronte per vedere se una maggiore equilibrio tra l'informazione, chiamiamola così, verificata, documentata, e la quantità di informazioni vaganti di ogni genere che riceviamo può essere raggiunto in nome di una migliore informazione per la popolazione. La domanda che ci ponevamo è: chi può intervenire per correggere un andamento nel quale, tra i miliardi di miglioramenti che internet ha creato fino adesso, si possa rispondere ad alcune delle difficoltà che incontriamo in questo momento, e che è la troppa informazione, la difficoltà di selezionare l'informazione documentata da quella non documentata, e la possibilità di incontrarsi non soltanto con quelli con i quali ci si piace, ma anche a livello civico con tutta una popolazione che necessariamente deciderà per il paese. Adesso ha visto degli enormi problemi in campo, certo. Civico, ma io voglio condurre la mia vita in porto, io non sto qui a pensare, cioè non è più l'epoca del noi, cioè, su questo non esiste questo vostro ragionamento, è un ragionamento che appartiene a un'altra epoca. Che se ne frega del coso di farmi raggiungere anche quelli che non mi piacciono? Io ho già un problema con quelli che mi piacciono, pensa raggiungere quelli che non mi piacciono, ma che me ne frega? Io voglio vivere in un'altra maniera, voglio riuscire a ottenere un godimento di breve durata, subito, qui e ora, stasera, voglio mettermi in contatto con qualcosa di eccitante, perché la vita è breve, non posso stare a pensare che ho incontrato quelli che non mi piacciono a livello civico, ma il mondo non è più. Non state lì a pensare, a leggere i necrologi sui quotidiani, siete a quell'epoca lì, cambiare, non è che sulla Befana, quello devono far credere sulla Befana, è che non si può, quella era su Google. Si allunga la vita, Roberto. Google non può non pagare le tasse dove guadagna, perché io allora me la pago anch'io. Vabbè, allora facciamo rispondere a Google sulle tasse, così siamo più tranquilli. Com'è? Facciamo rispondere a Google sulle tasse, qui è Google. Ah, meno male. Abbiamo un problema. No, non abbiamo un problema, perché le paghiamo nel rispetto delle leggi internazionali. Un conto è evadere, un conto è rispettare delle leggi che prevedono un meccanismo diverso da quello che probabilmente tutti danno per scontato. E qui la chiuderei. Hai capito? Se le leggi ti consentono di evadere, tu evadi. Questa è una questa è stronzata. È la controinformazione quella. Vabbè, dai, non è quello, dai, su, cerchiamo di essere seri. Certo, se loro, ovviamente, questo lo fa non solo Google, lo fa la FIA che porta la Ferrari in Olanda, perché passa a Londra, bravo Roberto, qui vedo il vecchio leone
questi cazzoni che ci col ditino alzato dalla mattina alla sera che ci devono dire come dobbiamo vivere in maniera civica di qua e di là, ma è un loro civismo, perché non lo applicano dando una mano a questo paese, cioè pagando le tasse a un paese indebitato come il nostro? E no, allora che fanno? Giustamente la legge me lo permette, a loro glielo permette, perché hanno commercialisti da milioni di euro all'anno, se ne vanno a Lussemburgo, vanno in Olanda, portano le aziende come pacchi postali dove costa di meno, fanno bene, hanno questo culo da avere i soldi per poterci permettere tanti illegali e vanno avanti così. Però non ci prendete più per culo, perché se la legge ve lo permette, allora anche a noi la legge ci permette di dirvelo in faccia quello che noi pensiamo. Ma perché non è assolutamente sì, non è possibile che ci va gente in galera che viene sputtanata perché sbaglia il commercialista. Guardate quello a Ilaria D'Amico, il commercialista 400.000 euro, a un certo punto era diventata una sorta da essere lapidata per uno sbaglio di un commercialista, eccetera eccetera. Poi quindi quando capitano milioni di euro che non arrivano nelle casse del fisco, ma allora diciamo, ma c'è la legge che ce lo permette, cosa volete? Allora, se ve lo permette, di cosa stiamo parlando qua? Bisogna fare delle leggi che vi permettono di fare come cazzo volete, non ci rompete le scatole e andiamoci a divertire al mare, no? Esatto, chi se ne frega, altro che civismo, chi se ne frega. Infatti hai detto chi se ne frega almeno 3 volte nel tuo discorso. Ma sì, ma dai. Perché non esiste più il noi, ma esiste solo i cazzi miei, questo è il tuo discorso. Sai cosa dice il saggio del cazzo? Quando non c'è soluzione non esiste il problema. A Google, Ferrari, Prada, Della Valle, quando non c'è la soluzione, anzi sono loro che si fanno le leggi, non esiste il problema, ma finiamola così, divertiamoci tutti, tanto è inutile. Passiamo una bella serata, ci andiamo stasera, ci colleghiamo con YouPorn e ci passiamo la nottata tranquilli e felici. E tanto è inutile, non si può risolvere nulla. Su questo hai ragione, non siamo noi. Ok. Va bene, allora questo è diciamo un modo di vedere. Il bene comune che Massimo Russo diceva non essere particolarmente un punto di riferimento, a questo punto è proprio una cosa del passato, fuori moda. Speriamo che lo ritorni, perché quando ritornerà di moda il civismo anche D'Agostino ce lo annuncerà. Ma Sogliacchio non praticare. Io ho tutto a posto. Senti Roberto, ma quanto tempo è passato da quelli della notte che ci ha fatto conoscere Roberto D'Agostino? 30 anni? Cosa facciamo in questo paese? Qual è il civismo? Ogni giorno si leggono delle cose da mettersi le mani nei capelli. Ma questo dov'è il civismo? Se i suoi governanti, i suoi primi, a non avere una sorta di dovere civico loro di fare come sempre gli altri, come fanno a pretendere quello al commerciante, al pizzicarolo di pagare, di mettere lo scontrino, pagare le tasse? Se ad esempio per gli altri che fanno come cavolo di fare e evadono milioni di euro, ma io che devo fare? Lo pagare io 100.000 euro? Ecco, allora, siccome tu sei entrato nella mia vita facendomi leggere l'insostenibile leggerezza dell'essere, fammi passare la palla a Massimo Russo che vuole fare un intervento a proposito di quello che hai detto. Non so se lo sentirai, spero di sì, qui il collegamento è quello che basta, metti i microfoni. No, è che solo il rispetto che si deve alla persona che ha creato quello straordinario tormentone di tutti i tempi 30 anni fa, cioè l'insostenibile leggerezza dell'essere, mi permette in questo momento così di non esprimere il mio dissenso dalle cose che ha detto Roberto D'Agostino in maniera più... Non sento nulla. Di esprimere il dissenso rispetto a quello che viene dici. vicino al microfonino tuo. Dicevo che è solo il rispetto che bisogna portarti come estensore del tormentone più straordinario della storia mi impedisce di esprimere il mio dissenso in maniera più forte rispetto a quanto sto per fare, nel senso che nel mondo come lo dipingi tu sembra che sia sempre colpa di qualcun altro, i governanti, i padroni dei giornali, Google che non paga le tasse, eccetera eccetera. Io credo che se c'è
una strada per migliorare la situazione, quella strada parta da ognuno di noi ogni giorno. E certo, la scelta che tu fai è assolutamente legittima. Tu dici, io mi diverto a passare la serata con YouPorn, è assolutamente... Ma non è che mi diverto, è che a un certo punto, come dire, è l'ultimo... Sai che vi dico, dato che qui non si risolve nulla, qui non è mai possibile avere un paese normale, perché poi l'Italia non è un paese, è tutta un'anomalia questo paese. Tu non vogliamo vivere in un paese normale, dove tutti siamo pronti a dare il nostro per i servizi che lo Stato ci dà, dalla sanità alla scuola, siamo tutti pronti a questo, ma non vogliamo il paese della Vulcania, noi vogliamo solo che questa Vulcania non sia solo dei soldi noti, ma sia eliminata dalla vista per tutti, è un paese normale, cioè, è possibile? In Italia perché ogni volta dobbiamo costantemente leggere cose che mettono paura? Ma che te frega del paese normale, seguendo la tua logica? Perché l'Italia? Perché noi abbiamo 500.000 italiani a Londra? Perché siamo costretti a mandare gente, i nostri figli, a Londra, perché in Italia pensano di sbattere la testa? Roberto, ma io sono cresciuto... Roberto, è proprio un paese marzo. Roberto, ma per carità di Dio. Roberto, io sono cresciuto in un mondo in cui era molto complicato andare all'estero e quando ho fatto l'università ancora non c'era l'Erasmus. Quando poi è arrivato l'Erasmus io sono stato straordinariamente felice di questo, e oggi che vedo i miei figli muoversi per il mondo e stare negli Stati Uniti, stare in Inghilterra come se stessero a casa loro, esattamente nello stesso modo, perché non considerano nemmeno, nella loro testa l'idea di confine non c'è. Io penso che questo sia un passo avanti, non sia un passo indietro rispetto a dove stavamo. Certo, il punto chiave è creare le condizioni perché le persone stiano bene anche qui. E perché questo accada però non è sempre colpa di qualcun altro, è colpa nostra. Sì, allora, colpa nostra, allora cerchiamo di mettere anche ognuno, a ciascuno il suo, a ciascuno la sua misura, perché ovviamente non è che noi, una persona di Cortina, ha la stessa carico di responsabilità di chi invece sta a un ministero, chi sta a un quadro direttivo o a capo di una grande società. Ognuno, anche questo sa soppesare, è normale, no? Noi vogliamo solamente credere che non è possibile andare avanti ancora in questa maniera qua. A volte dico anche, capito, dateci anche in Italia uno Schauber, una Merkel, qualcuno che ci raddrizza un po' questo legno storto. Siamo proprio storti, io proprio... Ecco, ora se continuiamo ancora 5 minuti stiamo qui a piangere Mussolini. Questo articolo, non voglio leggere che a Treviso per 101 profughi ci sia una rivolta. 101! Cioè non è che so una massa, non è che è arrivato Nescio, è una carica, diciamo. E questo gli hanno dato fuoco, ma è questa è l'Italia, io mi vergogno. Per 100 profughi, non è che lui dice, oddio, arriva, e Zaia parla di Veneto, africanizzazione del Veneto, per 101 profughi. Ma io questo oggi mi domando se è normale. Io 101 persone, quante le abbiamo mandate noi con le scarpe rotte e la valigia di cartone in giro per il mondo all'inizio del secolo? Che cos'erano lì? Va bene, allora visto che c'è la possibilità di accordarci sul fatto che ci piacerebbe un paese normale, non so se siamo tutti d'accordo, insomma, basta definire normale ciascuno a modo suo. Il prossimo passaggio, che è verso la chiusura di questo incontro che ha ancora un quarto d'ora, mi piacerebbe che ci fosse un quarto d'ora dedicato a interventi dal pubblico. Vi chiedo se, stimolati da una prima parte ordinata e pacifica e una seconda parte un po' incasinata, avete voglia di dire quello che vi pare. C'è qualcuno che vuole intervenire per dire quello che gli pare? Sì, là in fondo. Il microfono lo possiamo dare? C'ho la voce tonante. No, sono
iniziato una radio urbana solo c'è stato un po' di questo... Fuori tema? No, fuori tema, si sono toccati parecchi punti. Io sono molto concorde con la signora Google, se non mi ricordo del nome. Simona Pansè. Simona, ti ringrazio sia per quello che ha detto stamattina anche oggi. Ha tirato fuori un elemento molto importante col quale chi lavora nell'informazione, ma chi lavora in qualsiasi altro ambito, sia nell'industria sia nel commercio, è il prodotto e i clienti. Mi pare che il bene comune sia quello del prodotto, quindi del buon senso. Quando si interviene in televisione usare il buon senso, no? Vediamo tante volte i talk show che ci sono solo per far vedere chi ha le gambe più abbronzate o le scarpe più belle. Quando si parla si usano i termini più disperati proprio per attirare l'attenzione su di sé. Quello che deve venire fuori secondo me l'informazione è il buon senso prima di tutto, perché attenzione che navigatori o quindi prosumer, quelli che sono nel web, oppure i consumatori, quelli che comprano i giornali, stanno molto attenti a quello che vogliono. €1,20 per un quotidiano lo si spende se su c'è della buona informazione, se c'è un approfondimento. Sul web, io non so se tutti sono d'accordo, io ho i capelli bianchi, non sono un nativo digital, però girano molti dati, perché con le dita si scorre un monitor di 5 pollici, ok? Non gira informazione, girano molti dati. 5 americani morti nel Tennessee. Ma cosa è successo? Sono stati ammazzati, è stata messa una bomba, è entrato un killer, giusto? Se uno vuole capire, approfondire, vuole informazione, deve metterci un po' di tempo, deve comprarsi o un quotidiano domani, oppure deve andare in alcuni siti ad approfondire quello che è successo. Non so se siete d'accordo con me su questo. C'erano molti dati, l'informazione chiaramente sarà, come è stato detto anche in questa settimana in altre occasioni, sarà sempre futuro. Io penso, come tutto, come i prodotti, come quello che sta succedendo anche nell'alimentazione, il consumatore sceglierà lui, ci sarà una segmentazione proprio del mercato, si andrà a scegliere le informazioni. Non costerà €1,20. Io la vedo un po' così, insomma, perché se un quotidiano mi riporta un'indagine che posso andare benissimo, non so, i poveri nel Veneto, che è un qualcosa tirato fuori da internet, spiazzicato sul quotidiano, dico, ma perché devo andare a spendere €1,20 per leggere una cosa del genere quando ce l'ho su smartphone, su internet? Ecco, scusate il mio intervento magari un po' confuso alle 7 di sera, però questo è quello che... No, però quello che lei ha citato è uno degli argomenti che non è venuto fuori, cioè il mondo dell'informazione è pagato solo con la pubblicità e il mondo dell'informazione è pagata dai lettori che comprano il giornale. C'è un intervento lì? Arriva il microfono. Arriva il microfono. Arriva. Eccolo là. Lì. No, dicevo di usare il microfono. Ah, ok. Beh, allora parla, ti hanno portato il microfono. Volevo chiedere una cosa, si sente? Sì. Avete citato marginalmente il tema della veridicità, pertinenza, continenza, che caratterizza una notizia filtrata dal professionista che è giornalista. E D'Agostino dice tutti si rivolgono ai loro sostenitori, coloro che li appoggiano, eccetera, possono dire e scrivere quello che vogliono. Questo non è notizia, questo non è informazione. Quindi a me questo generalizzare l'utilizzo di internet, dove soprattutto ad esempio sui social network si vede un'infinità di panzane che arrivano da blog eccetera, e non tutti hanno le informazioni necessarie per distinguere la notizia che arriva da www.corriere.it, repubblica.it, La Stampa, Il Sole eccetera, e io vi scrivo.blogspot, eccetera eccetera. Anzi, secondo me quello che ha fatto internet è stato di far emergere il fatto che la informazione qualificata non è quella che è fatta dai giornalisti, è quella che è fatta con un metodo qualificante dell'informazione, e può essere fatta sia dai giornalisti sia dai cittadini, così come le bufale le fanno sia i giornalisti che i cittadini.
il metodo Boffo, tanto per fare un esempio, era fatto da giornalisti. Allora, questo è il passaggio chiave. Se ci interessa questo discorso di metodo per scegliere l'informazione che vale o non vale, indipendentemente da che sia fatta da giornalisti o non giornalisti, ma per essere consapevoli del valore dell'informazione, quello è un discorso che può costituire la base di una nuova categoria di piattaforma online, perché non potrà tornare, diciamo, l'etica incarnata nella tessera giornalistica, deve essere dimostrata ogni giorno sul campo attraverso piattaforme che la valorizzino, e adesso io non le vedo queste, quindi possono essere inventate. Ed è una... che tra l'altro sull'Agospia spesso cita e riporta esattamente articoli quotidiani. Io adesso non sveglierei il se ci vuole intervenire qualcun altro è un buon momento, perché ci avvieremmo alla conclusione. Posso dire una cosa? Sì. Che sostanzialmente prima abbiamo dibattuto di come fare, sviluppare un modello di business, i 5 centesimi 50, i 3 euro per click sulla pubblicità. Giustamente adesso dicevi, non è detto che quello debba essere l'unico modello, e chi l'ha detto che l'informazione su internet debba essere sempre ed esclusivamente gratuita, e chi l'ha detto che uno dei possibili modelli non possa effettivamente essere un modello che prevede un'informazione a pagamento. Un po' di esperimenti ci sono, non necessariamente funzionerà per tutti, chiaramente. La sfida chi deve inventare e fare l'innovazione che porterà la chiusura del cerchio tra tutti i passaggi che abbiamo dato passa probabilmente anche dal fatto di guardare a modelli alternativi, il contenuto a pagamento, la pubblicità o che cosa? Infatti il grande Angelo Agostini aveva fatto un libro dal titolo Giornalismi, perché noi partiamo sempre dal presupposto, diciamo, che c'è il giornalismo, e anche Clay Shirky con il suo grande pezzo Thinking the Unthinkable, cioè la fine dei giornali, dice non abbiamo bisogno di giornali, abbiamo bisogno di giornalismo, intendendo un giornalismo come quello di cui abbiamo parlato adesso, quello col metodo, e non necessariamente fatto da giornalisti. Però i giornalismi è la realtà vera nella quale siamo, giornalismi che vivono di pubblicità, giornalismi che vivono di promozione native, super borderline, giornalismi che vivono del pubblico che paga il giornale. L'Economist sta in piedi su questo. Il fatto che internet sia un posto dove è vietato vendere i contenuti è falso. Wall Street Journal, quando è stato comprato da Murdoch ha detto, come al solito, che è un grande cambiatore di idee. Lui ha comprato Wall Street Journal dicendo lo portiamo tutto a pubblicità e zero abbonamento. Dopo 6 mesi aveva cambiato idea, perché il suo pubblico è un pubblico che vuole pagare per avere un giornale che vive di quello, prima di tutto. L'Economist sta in piedi. Io mi domando se Massimo la vede questa possibilità in più per i giornali che fino adesso hanno come rinunciato in partenza sulla base di una metafora che era quella della televisione commerciale. Anche 30 anni fa, se uno chiedeva alla gente tu pagheresti per vedere la televisione, la gente ti avrebbe detto no, manco per niente. Adesso ci sono 6-7 milioni di persone anche in Italia che pagano per vedere la televisione. Quindi le cose cambiano, ma per arrivarci che cosa può essere, che cosa si deve mettere in campo? Ma mai dire mai, l'abbiamo detto all'inizio, la storia non è mai scritta una volta per tutte. Devo dire che se dovessi sbilanciarmi su quel che vedo accadere nell'immediato, mi sembra più semplice
che si affermi un altro modello di monetizzazione, che è un modello di monetizzazione in cui finalmente si possa spingere a fondo sulle caratteristiche del web, che è quel che invece ha spaventato fino adesso i giornali, che è la possibilità di far viaggiare i propri contenuti nella rete. Ora, il punto vero che fa arrabbiare i giornali è io magari ci ho messo un mese per fare un'inchiesta che poi pubblico sul mio sito, e dopo un quarto d'ora un aggregatore ha riassunto questo lavoro di mesi in 30 righe e riesce ad avere più traffico di quanto non avessi io. Ecco. Secondo me siamo sulla strada buona, nel senso che nel giro di poco tempo potremo vedere degli strumenti che permettono di far viaggiare i nostri contenuti non più solo attraverso la riaggregazione data da una copia e incolla, ma attraverso degli oggetti che contengano al loro interno la testata del giornale, il contenuto del giornale stesso e la monetizzazione e il traffico che ritornino al giornale che li ha prodotti. In questo modo sarebbe, diciamo, almeno teoricamente, finalmente sfruttabile appieno una realtà che prevede che sia molto più facile fare ciò che sappiamo fare bene e linkare a tutto il resto. Se noi vivessimo in un ecosistema in cui sappiamo che quelli che linkiamo o quel che importiamo ha in qualche modo una remunerazione inclusa, no? Noi siamo in grado di distribuire i contenuti attraverso dei feed RSS, perché non dobbiamo immaginare di essere in grado di distribuire oltre al contenuto anche la pubblicità che c'è sopra? Perché non dobbiamo immaginare di essere in grado di distribuire oltre al contenuto anche il profilo di chi lo vede, che queste informazioni sui dati del profilo di chi lo vede ritornino a chi quel contenuto l'ha prodotto? In questo modo sarebbe molto più riequilibrabile il sistema, sfruttando quel che la rete è e non cercando di andare contro quel che la rete è. Se io dovessi dire, se vedo a breve un modello a pagamento con grandi possibilità di successo in rete, ti dico di no per due motivi. Per un motivo, uno legato al fatto che mancano, secondo me, una serie di strumenti che lo rendano davvero senza frizioni, semplice, possibile, eccetera, eccetera, e probabilmente saranno inventati perché la barriera tecnologica prima o poi da qualcuno viene sempre superata. Ma l'altro elemento che vedo è che la rete vale nella misura del numero dei nodi che vi sono collegati, e aumentare il numero dei nodi è molto più semplice se c'è un modello che monetizza non attraverso il pagamento, ma attraverso la corresponsione di altre monete. In fondo, quando noi diamo a Google i nostri dati per la mail, per un qualsiasi servizio, non stiamo corrispondendo a Google un pagamento. Nella rete esistono forme di pagamento diverse dalla moneta. Il link è una moneta, le nostre informazioni sono una moneta. Allora, io credo che sia molto più semplice, invece di andare in qualche modo a risalire la corrente, cercare di far testare le monete proprie della rete. Quindi l'attenzione, il link e la capacità di diffondere sempre di più i propri contenuti. Vedi che Massimo ti ha trovato il win-win? Sì, infatti noi cercavamo il win-win per uscire alle 7 un po' rasserenati, non so se ci siamo riusciti. Sappiate che l'algoritmo in questo panel era per darvi notizie positive e quindi vogliamo vedere se adesso i vostri post, che sono monitorati dai due ragazzi lì accanto, saranno ottimisti anche loro. Grazie.